Negli anni 60 l'Auto Bianchi apparteneva al gruppo Fiat e sotto il marchio Auto Bianchi venivano commercializzati i prodotti più innovativi e controtendenza. Nasce così la Stellina. L'Auto Bianchi Stellina è stata prodotta dal 1963 al 1966 in soli 502 esemplari. È un disegno di Luigi Rapi che a quel tempo operava nel settore carrozzerie speciali alla Fiat. La Stellina sembrava quasi già anacronistica all'epoca, infatti è caratterizzata da linee secche, semplici ed essenziali, che la fanno assomigliare ad un piccolo prototipo. La vetroresina rende la carrozzeria inattaccabile dalla ruggine ed il piccolo motore da 767 cm3 derivato dalla 600 trae vantaggio dalla leggerezza della vettura, spingendola a superare i 100 km/h. È comoda, ha una guida fluida e vivace sia in pianura che in collina, perfetta per godersi l'atmosfera dei più bei paesaggi italiani in stile anni 60.